Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, buon anno a tutti fioi, buon anno dal Cume. E allora raga, prima di fare questo video mi sono guardato un po' di video del Cume degli anni d'oro, che divertimento, Amnesia, MotoGP 13, Euro 2012, Fly Simulator le prime tappe soprattutto del Giro del Mondo. Insomma, ragazzi, se avete voglia, date anche voi un'occhiata alle playlist precedenti, perché quello era il vero YouTube. Video del cazzo, editati così, alla buona, registri carichi e sei a posto, era una figata. Adesso invece c'è questa regola, editing bello, video bello per forza. Non so, questa nuova moda dell'editing è molto curiosa, cioè, quando i video così, quelli ruspanti e genuini sono i migliori secondo me. Vabbè, ma sta cosa l'ho già detta nel video precedente del Buon Natale, insomma, dell'ufficio di collocamento di YouTube, quindi non voglio rompere i coglioni ancora. Raga, ricordate, chi non tromba a Capodanno non tromba tutto l'anno, quindi dateci dentro. Eh, ragazzi, chi vuole sapere, farsi i cazzi del Cume, ricordo su Instagram Cumenda-veneziano, mi potete seguire se avete voglia. Così, visto che io sono a Roma, adesso sono dalla fanciulla, potete vedere un po' cosa combina il Cume nella vita reale. E niente, fioi, ripeto, mi sono guardato questi video vecchi, Amnesia, cioè così, mi sono troppo divertito. Era nel 2012 e 2013 sono stati i 2 anni più belli sul tubo da un punto di vista proprio umano. Ecco, anche i video col Sub, col Piada, col Bode, con Edward, si era creata proprio una, ecco, la vera community, nel senso, che dopo chiaramente per motivi che sono il lavoro, la vita privata, altre robe, non sempre possono continuare, però la stima che c'è stata in quel periodo e la voglia di divertirsi insieme senza secondi fine che possono essere più iscritti, più visual, è qualcosa di veramente bello, secondo me. Quello che purtroppo non c'è stato su YouTube, perché quando sono entrati in gioco parecchi soldi, è venuto fuori il patatrack, dove l'unico obiettivo era quello di sponsorizzarsi e cosa. Vabbè, insomma. A me queste cose dispiacciono perché io per esempio gioco a NBA, ma li gioco senza registrare per i cazzi miei e mi sento un po' stupido, dico cazzo, mi piacerebbe raccontare ai miei iscritti quello che sto combinando. Questo è secondo me il succo di YouTube che purtroppo ormai è sparito. E vabbè, dai raga, ancora buon anno. Se volete seguirmi su Instagram avete capito, Comenda-veneziano e niente, un saluto dal Comendone Veneziano, trombate, 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 viva lo zoccolo duro comendiano. Ciao!